Eccoci qua, allora siamo ritornati negli studi di Gioventù Politica. Questa sera parliamo di parità di genere e legge elettorale. Adesso entreremo un attimo anche nel merito della legge, così come è uscita la legge elettorale, come è uscita da Montecitorio. Mariella Mazzetto, volevi replicare un attimo a Franca Longo, no? Giro a chi ha parlato, diciamo, in maniera così degli anni 70. Marco, vieni. La signora ci ha dipinto una realtà, un cambiamento della società che poteva essere epocale se in realtà noi dobbiamo fare i conti con una crisi. Non è certo che il lavoro alle donne possa risolvere la crisi, non si può dire queste cose, io non le accetto, perché c'è una crisi che non dipende certo da noi, dipende dai lacci dell'Europa, insomma una crisi nella quale le donne e i giovani sono precipitati più di altri. Le donne per motivi, ha detto anche Jacopo prima, perché non ci sono i servizi, per quello noi Lega diciamo, le pari opportunità si hanno... Controlla il microfono, se l'hai girato verso il basso... devo riprendere? No, prego. Sei il titolo? No, prego. Scusa. Quello? Aspetta, ce l'hai. Sì, grazie. Le pari opportunità si hanno se le donne possono accedere al mondo del lavoro avendo i servizi. Perché ancora noi diciamo c'è una generazione di cosiddetti anziani, la signora ha detto paghiamo le pensioni, tutti i discorsi, se non ci fossero i nonni le donne non potrebbero neanche andare a lavorare, perché in questo paese non ci sono i servizi, diciamo la verità, e anche sono i nonni, scusate, che aiutano le famiglie, perché i nonni giovani logicamente e tutta la società nostra si basa sulla famiglia. Allora, la famiglia, infatti coloro che non hanno legami parentali, in modo particolare certe donne che vengono da altre città, o le immigrate, insomma donne che non hanno il legame parentale sono quelle più svantaggiate rispetto alle altre, cioè per quanto riguarda l'accesso al mondo del lavoro, perché tu puoi andare a uno stipendio di 1.000 euro al mese, ma se ne paghi 700 per l'asilo nido, capirete che poi ci sono i grossi problemi economici della famiglia. Quindi io farei un discorso non discorso da libro o da manuale, come ha fatto la signora, ma un discorso molto più concreto. E l'altro problema è il problema dell'accesso ai giovani. Ho sentito Renzi che ha detto che insomma ci saranno delle novità con Giammatte, una specie di prova o di provare a fare quello che sta facendo la Merkel, che ha fatto la Merkel in Germania. Bisogna vedere poi se lo stipendio bassissimo basterà. Insomma sono tutte cose che bisogna aggiustare, che bisogna vedere. Mi pare che questo governo finora non abbia dato un input importante neanche per quanto riguarda la legge elettorale. Allora io dico, la donna lavora intanto se c'è lavoro, i giovani lavoro, ma se il lavoro non c'è, non è certo che la donna possa creare il lavoro, cioè non vorrei rovesciare il problema o dare delle illusioni ai giovani, in modo particolare anche alle giovani e alle donne, per fare un discorso che non deve avere come principio un assurdo o un teorema, ma deve essere un discorso che deve essere legato alla realtà contingente e a quello che è il problema sociale. Certo che le donne sono più svantaggiate, questo è vero, perché la maternità, ma la maternità può essere sorretta se dai servizi alla donna madre, ma se non ci sono i servizi, guardate proprio in questi giorni hanno aperto vicino a casa mia, proprio di fronte, un servizio per le signore che lavorano, anche per le signore che lavorano part time, anche signore che hanno bisogno di tenere i bambini quando diciamo la babysitter oppure la nonna non può, anche un'ora, due, cioè ci sono tante necessità da parte delle donne che lavorano. E possono lavorare soltanto se hanno i servizi. Io la vedo così. Certo, quindi tu solleciti un intervento in questo senso. Certo, l'intervento, perché guardi, se non ci fosse la famiglia e se non ci fossero gli asili privati, diciamo un po' la verità, gli asili comunali e quelli statali, certo, il lavoro, la donna non potrebbe mai lavorare. Certo. Ecco perché noi come Lega abbiamo detto, la promozione degli asili nido gratis, vedremo poi alla Camera e al Senato che cosa farà i partiti. Perché la donna viene aiutata quando i figli possono essere educati e possono trovare un ambiente confortevole dove crescere, certo, altrimenti la donna non può lavorare. Ti interrompo. Chi paga, scusa, una babysitter che ti costa il doppio dello stipendio? Certo. Scusate, sapete, io sono concreta, sono una donna che vive con i problemi degli altri. È difficile che nessuno si pensi mai di dire che le donne non sono abili, dopo aver sentito Mariella Mazzetto, incontenibile. Ma no, ho detto la verità. È sempre se le donne, una potenza, una forza. Ma tesoro, se le donne non hanno un lavoro, l'esempio insomma che la grinta è quella che contraddistingue la passione. Devo però dire, e torno a dire su questo, non mi piace mai quando chi ha fatto molta politica per molti anni, di qualunque colore sia, o anche tra la gente, nel mondo del lavoro in generale, non mi piace chi pensa che la colpa non sia nostra, o che meglio, che dipenda da qualcos'altro.
In questo periodo in Italia si sente spesso dire che la crisi non dipende da noi e che la crisi dipende dall'Europa, e anche è vero, ci sono molti problemi, questa Europa non funziona, certamente sì, ma quando si comincia a pensare che la crisi è fuori da noi e che chi può fare o disfare o il colpevole è qualcun altro, finisce la speranza di poter risolvere le cose. È ben vero che molto dipende dalla finanza americana che ha innescato la crisi piuttosto che dall'Europa, ma è anche molto vero che molto possiamo e dobbiamo fare noi. Io chiedo a chi dice che è la colpa dell'Europa, cosa ha fatto però mentre aspettavamo che l'Europa si sistemasse l'Italia in questi 5 anni? Abbiamo forse migliorato, che ne so, tante cose che non vanno, una burocrazia troppo lenta, l'università che deve certo, beh, questo è stato uno dei motivi che hanno guarda, l'università Padova è la migliore, sai, no? è eccellente, no, ne certo, parliamo delle mie non città. c'è mai l'idea che non si possa fare niente qui e subito. Certo. Anche nel piccolo, certo. Si può sempre comunque ricominciare a sistemare qualcosa mentre aspettiamo. Ti interrompo e saluto Salvatore Fratallone che è arrivato intanto nella pausa pubblicitaria. Salvatore Fratallone, Comitato Vittime della Criminalità e Fratelli d'Italia, no? Oh. Una simpatia c'è. Una simpatia c'è. Allora torniamo. È un uomo libero, insomma. C'era Nicolò Vettorazzo, chiedo scusa, adesso faccio parlare anche voi. Nicolò Vettorazzo è un giovane comunque, prego. Grazie. Beh, intanto volevo dire che ho apprezzato molto il discorso di Mariella, trovo più che corretto e sensato quello che ha detto. E seconda cosa, volevo aprire una riflessione di carattere politico, ecco. Mi sembra che il governo Renzi e comunque la sinistra si soffermi su temi molto, diciamo, non prioritari per il Paese, nel senso che personalmente se fossi stato il Presidente del Consiglio o comunque la sinistra in questo momento qua mi sarei soffermato sui problemi più seri, qual è la disoccupazione in generale, che sia maschio o femmina è sempre un disoccupato, non è che se un disoccupato è maschio allora va bene o viceversa. Come mi sarei magari soffermato sul problema della sicurezza. E sulla questione donne invece? Ma guardi, la Lega ha sempre avuto tantissime donne, dalla Zaccariotto alla Martini, alla Bizzotto, alla Bisinella. Quindi il problema presenza rosa non è un... Le ha sempre avute e non ha mai fatto slogan, ha sempre lavorato con estrema precisione. Benissimo, ripartiamo allora da Giulia Banzato del Movimento 5 Stelle. Adesso abbiamo ancora 45 minuti e dobbiamo addentrarci in quella che è la questione della legge elettorale che, ricordiamo, deve ancora passare al Senato. Allora, premio di maggioranza dopo il 37%, un premio del 15%, le soglie di sbarramento, il doppio turno e non ci sono le preferenze. Movimento 5 Stelle, pollice verso, cos'è che avete detto? Aspetta, me lo sono scritto perché era interessante da leggere, vediamo se lo trovo in mezzo a tutti i miei fogli. Movimento 5 Stelle la legge come un'orrenda schifezza. Concordi? Diciamo, noi abbiamo sempre parteggiato per le preferenze, come abbiamo detto fin da subito, insomma è la cosa su cui si è sempre cercato di andare avanti e diciamo la maggior parte delle cose che sono state dette in questa legge sono contrarie sempre alla meritocrazia che abbiamo portato avanti fin dall'inizio, quindi per questo diciamo che siamo contrari al meccanismo in generale, esatto, anche perché comunque così si cercano sempre, cercano sempre di emergere non le vere preferenze portate avanti dai cittadini, bensì magari i grossi partiti o le grosse e grasse, magari delle volte, coalizioni. Certo, c'è chi dice che la legge elettorale è stata fatta e pensata proprio per far fuori il Movimento 5 Stelle. Alessia Pitelli, Partito Democratico. Anche noi. Questo non lo credo, mi pare che ci sia un po' questa del complotto che perseguita gli amici del 5 Stelle. Mi permetto prima di dire qualcosa sulla legge elettorale di fare un passo indietro sulle politiche di genere, me lo consenta, un minuto soltanto. Innanzitutto perché... puoi darmi del tuo e poi te lo consento assolutamente, ci mancherebbe altro, scherzi. Allora, ho sentito tante cose condivisibilissime sul pro contro quote di genere. Mi permetto di dire che la presenza femminile importante nelle sedi istituzionali permette anche di affrontare con una diversa sensibilità e forse anche conoscenza diretta
le tematiche che venivano giustamente poste dalle altre ospiti e dagli altri ospiti. Vi faccio un esempio fra tutti, la ratifica della Convenzione di Istanbul, lo dicevo prima in pubblicità ad alcune. Io ricordo che la prima volta che feci un intervento sulla Convenzione di Istanbul si era appena insediato il governo Monti, con la ministra Fornero che aveva la delega alle pari opportunità, con un altro Parlamento, il vecchio Parlamento, quello che non aveva il 30% di donne e i giovani. Bene, abbiamo dovuto aspettare quest'anno con il nuovo Parlamento, dove maggiore è la presenza delle donne, perché c'era un'istanza culturale e sociale durante le precedenti elezioni politiche. Ecco che arriva la ratifica della Convenzione, la questione del femminicidio e via dicendo. Dico un'ultimissima cosa, poi parlo della legge elettorale. Mi stupisce che ci sia tutta questa contrarietà sulle quote di genere quando nel 2011, quindi non parliamo del Paleolitico, una legge dal nome Golfo Mosca, cioè targata PDL-PD, la legge 121 del 2011, introduce di fatto le quote di genere nei CDA delle aziende quotate e delle partecipate pubbliche controllate dallo Stato. Quindi le quote le abbiamo già votate, però chissà perché l'introduzione delle quote ha portato ad un aumento esponenziale dal 7% al 17%. Questa è la dimostrazione che forse evidentemente sono uno strumento utile, brutto, quindi ma utile. Introdurle per legge potrebbe essere utile. Potrebbe essere utile, non mi piacciono, non sono una sostenitrice a tutti i costi, però a volte bisogna anche turarsi il naso e portare avanti gli strumenti giusti. Sulla legge elettorale, allora, la premessa di fondo è che finalmente ci siamo riusciti. Io credo che anche il Partito Democratico abbia delle responsabilità. Non mi nascondo, voglio dire, dietro un dito. In questi anni avremmo potuto, con difficoltà, perché insomma, provare ad arrivare ad una legge elettorale. Non è una legge elettorale che mi entusiasma, perché comunque ci sono una serie di questioni che mi lasciano perplessa, però credo anche che sia la mediazione rispetto ad un accordo. A differenza del Porcellum, questa è una legge votata con una larga maggioranza, a differenza del Porcellum che, come vi ricorderete, fu votato a colpi di maggioranza. Sempre a colpi si fa, sai. Il Parlamento si fa sempre a colpi. Mi spiace un po' per le soglie di sbarramento troppo alte, ecco, questo lo dico, perché l'8% per me è piuttosto alto e mi spiace per l'assenza di un sistema diverso alle liste bloccate, fossero collegi nominali o doppia preferenza, magari la doppia preferenza di genere, ecco, forse non saremo neanche qui stasera a parlarne, quindi insomma speriamo che in Senato si modifichi. Prima di dare la parola a Eliana Scapola abbiamo un telespettatore, se vuol dirci come si chiama? Sì, buonasera signor Trivellato. Buonasera. Sono Italo da Padova. Buonasera signor Italo, prego. È sempre molto difficile intervenire dopo che il professor Casen ha fatto le sue riflessioni. Io lo ringrazio perché le sue mi sembrano sempre delle lezioni magistrali. Mi sembra che lui, partendo da un punto di vista storico preziosissimo, che anche questa sera ci ha insegnato tantissime cose, e io che esprimo emotivamente una opinione per quanto attiene l'argomento, arriviamo poi alla fine allo stesso risultato. Intanto non credo che una donna o un uomo, per quanto affiliata o affiliato a un'organizzazione politica, sia una quota. La donna e l'uomo sono delle singole entità pensanti liberamente se lo ricercano e se lo vogliono. Le donne sono in Italia numericamente la maggioranza della popolazione. Non capisco perché ci siano tantissime donne che votano per gli uomini. Tanto per citare, se fossero le donne a legiferare sulla violenza alle donne, avendo la maggioranza numerica in Parlamento, i provvedimenti legislativi potrebbero essere ben più efficaci per loro relativamente a questo gravissimo problema. E poi non capisco perché le donne, anche gli uomini naturalmente, l'argomento vale per entrambi, pur in possesso di una ideologia, meglio vittime di una ideologia, non costituiscano partiti per sole donne, senza dipendere dalla volontà e dalla decisione degli uomini. Questo sarebbe per nulla dirompente, ma sarebbe molto
valorante per una nuova strategia e ipotesi politica circa la conduzione del Paese, e in questo mi ritrovo esattamente con il professor Armando Casens, se ho interpretato bene il suo pensiero. Poi, se mi concede una battuta sulla signora Mazzetto Mariella, io non credo che questa sua gentilissima ospite avesse nulla, o abbia, meglio, chiedo scusa, meno culturalmente, idealmente e caratterialmente del suo leader politico Umberto Bossi. Grazie, signor Tivellazzo. Grazie a lei, signor Italo, grazie. Buonasera. Professor Casens, vuole rispondere lei? Le donne non votano le donne, non hanno creato un partito, anche questo è un punto di vista, no? Prima avevo accennato la visione della donna, non solo da parte degli uomini, ma soprattutto della donna. Quindi do atto a questo telespettatore che ha chiamato che le donne non votano le donne e vedono le donne in maniera diversa. Sono competitive, ma vedono le donne, soprattutto la politica, vede le donne come fossero maschi. Bravo, Bravo. esattamente così. L'abbiamo detto prima. Allora, la funzione della donna non è quella di replicare la funzione del maschio, Bravo, ha tutta un'altra funzione, perché sennò la società si estingue e quindi non viene data. Quando si dice che viene licenziata quella figura femminile che rimane incinta, è un danno per la società quando viene colpita la donna che ha la sua funzione fondamentale per la società di creare una famiglia e di crescere i figli e di poter dare a disposizione della società dei figli meritevoli perché devono essere curati. Non è che possiamo mettere al mondo dei figli e poi affidarli a delle entità meritevoli come sono gli asili a 360 giorni all'anno, oppure piazzarli davanti al televisore perché quella è la babysitter che gestisce una determinata figura di bambino. Quindi ci sono dei canali che andrebbero aboliti, quelli che fanno 360 giorni all'anno, 24 ore su 24 i cartoni animati, perché la donna ha questa funzione, se no la prossima generazione non avrà la capacità di poter essere inserita meritevolmente, ma soprattutto di razionalizzare la vita sociale. Perché davanti a un televisore uno subisce una violenza, soprattutto un bambino, anche se quella proposta televisiva è un cartone animato, è fatto da un adulto in funzione di ipnotizzare un bambino. E non è fatto da un bambino per un bambino, né da una madre per un bambino. È un problema grossissimo questo. Poi non parliamo quando i figli cominciano a crescere e finiscono dentro la rete, no? E sono come dei pesciolini, non si sa che fine fanno. E non c'è nessuna precauzione né nella scuola né all'interno della famiglia, perché spesso i genitori non sanno cosa fare. Sono disarmati di fronte a una società che viaggia a una velocità della luce e non riesce a creare etiche, regole, leggi che difendano il fondamento della famiglia. La famiglia è diventata una sorta di surrogato, no? Qualche cosa che serve, no? Invece è importante la rete, è importante il cartone animato, è importante la televisione, è importante la comunicazione, ma quale comunicazione? Si perdono i valori e si tiene solo il valore della comunicazione di per sé stessa, cioè l'uso affannoso del comunicare, ma non si capisce per quale motivo e cosa trasferire attraverso questa comunicazione. Mancano i contenuti e quindi si ottiene una comunicazione estremamente superficiale e produce la prossima generazione. Che cosa dovremmo fare? Ecco che la politica ha bisogno della donna, ma la donna deve decidere che deve votare per la donna. Bravo. Ma deve anche lasciare, la politica deve creare gli spazi perché la donna possa adempiere alla sua funzione. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e dopo ritorniamo qua negli studi Gioventù Politica. Tra poco. Perché